E proprio alla Lega Nord si è rivolto oggi anche Indipendenza Veneta per chiedere un sostegno reale alla loro battaglia. Sabato intanto i banchetti e il movimento annuncia che non si candiderà in nessuna lista. Alle amministrative non parteciperemo, come non parteciperemo alle elezioni europee, né se ci fossero alle elezioni politiche italiane. Noi abbiamo come unico obiettivo la consultazione sul tema dell'autodeterminazione per l'indipendenza del Veneto. Non useranno il loro simbolo, non interessano le poltrone. Indipendenza Veneta torna a chiedere alle forze politiche tutte di lavorare in maniera seria e coerente per il progetto che vuole il Veneto al pari della Catalogna in Spagna. Un'indipendenza che non si negozia a Roma ma che si esercita sul territorio. Oggi la conferenza stampa a Palazzo Moroni a Padova per chiarire la loro posizione anche rispetto alla Lega Nord. O lavorano per l'indipendenza in modo serio, in modo credibile, in modo coerente, che è la nostra parola d'ordine, oppure è meglio che cerchino altre forme per fare il tesseramento e per illudere ulteriormente i cittadini. Durissimo Morosin, basta giochi da parte delle forze politiche e sabato ci saranno i banchetti per votare per il referendum. La Lega Nord in questo momento sta facendo come il cuculo, sta deponendo l'uovo nel nido altrui. L'appello va anche al Consiglio regionale Zaia e Ruffatto affinché intervengano qualora ci fosse l'ennesimo stop e la legge 342, una volta approvata, fosse impugnata dalla Corte Costituzionale. Il diritto di autodeterminazione è un diritto precostituzionale, è un diritto che non può essere limitato da una legge italiana né tantomeno da una non volontà dei consiglieri regionali, è un diritto che va esercitato comunque.